E di nuovo nell'occhio del ciclone il deputato nazionale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano, che dopo essersi scrollato di dosso la vicenda di qualche anno fa dell'inneggiare al nazismo che lo aveva fatto allontanare da Fratelli d'Italia, adesso si trova nuovamente su tutte le prime pagine dei quotidiani per una storia pesante: contratti di lavoro non pagati e richiesta di sesso in cambio. Un racconto che viene fuori dopo la sua presenza ufficiale al congresso cittadino di Fratelli d'Italia, che in un certo qual modo ne ha sancito il rientro tra i meloniani, essendo Pisano sulla locandina tra i relatori tutti del partito. È stato Emanuele Lavardera, deputato regionale leader del movimento neonato controcorrente, a tirare fuori le dichiarazioni di due donne che hanno accusato Pisano di non aver pagato loro le spettanze dovute per l'attività di impiegate e di essersi alle stesse proposto con avance sessuali. Non si è fatta attendere la risposta di Pisano, che in un post social si è dichiarato amareggiato per la violenta e incomprensibile aggressione ricevuta, danneggiata in grave modo la mia immagine, dice, ferita la mia dignità e infangata la funzione che rappresento. E per tutto questo, dichiara, il ricorso alle vie legali. E parte della politica ha fatto subito quadrato intorno al deputato, al quale sono pervenuti numerosi attestati di solidarietà. Di fatto, i solleciti di pagamento che le due donne hanno inoltrato al deputato esistono, considerato che Lavardera li ha acquisiti e Repubblica li ha anche pubblicati. E la vicenda legata alle avance sessuali, che rimane più nebulosa. Pisano smentisce tutto, mentre le donne accusano, un passaggio grave e difficile da dimostrare, sul quale pesa già però il tradizionale vecchio adagio, tutto maschilista e storicamente purtroppo di grande presa sulla fragilità del ruolo femminile, ovvero che siano state le donne a proporsi per avere un posto di lavoro.